Inizio il primo round. Continuo, devi essere continuo! Bravo! Devi essere continuo! Andrea, continuo! Muovi Busco! Così! Muovi Busco! Andrea, più corpi! Forte colpi, Andrea, sulle mani! Sulle mani! Adesso! Dai! Continui, continui, Andrea! Andrea, vai! Con le mani su! Così! Alza la guardia! Termina il primo round. Non riesci a portare qua? Allora portali! Mi sembra che non si riesce a portare. Portali uno alla volta. No. Ok? Ce l'hai lì, bisogna portare qua. Lei tiene lì. Ma perché mi ha da andare con quell'altro? Perché? Com'è? Bisogna pensare, non devi decidere il primo round, sarà così, il terzo devi fare. Ok? Quell'altro non devi fare. 6 secondi. Inizio il secondo round. Via! 1-2, passa indietro! 1-2, passa indietro e rientra! Così! Bravo! 1-2, passa indietro! Su e giù, dai!
ok? Dai ragazzo, dai. Mi raccomando. Respira, respira, presi i bracci. Fuori i secondi. Vai, mi raccomando, non deve più respirare. Buttati addosso. Dai. Inizia il terzo e l'ultimo round. Stai lì in centro, stai lì in centro. Guardia, muovi busto, muovi busto. Vai via, vai tu. Andrea, sempre di Lavora quel gemmo. Non caricare un po', ok? Siete pari. Lavora quel gemmo. Solo Neves, sposta il busto. Neves, sposta il busto. Sposta, non fermi. Vieni sulla testa. Lascia indietro! Termina il terzo e l'ultimo round. Attento. Va bene, dai. Aspetta, dai. Si aggiudica questa finale l'angolo rosso, Garabello Andrea, Accademia Pugilistica Bolognese Luca. Si preparano per la finale successiva all'angolo rosso Pettingo e Willy, Pugilistica Scaligera, e all'angolo blu Michele Umberto, Padova Ring, categoria Master 63 kg.